Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo in queste puntate quello che in qualche modo segna uno spartiacque nel mondo greco, nel mondo filosofico greco, tra i primi tentativi timidi di filosofia legati alla Ionia, legati ai pitagorici, e la filosofia vera e propria, con due campioni. Il campione della complessità, il campione della contraddittorietà, che è Eraclito, e il campione invece dell'unità. L'unità è data da Parmenide. Parmenide è un filosofo aristocratico, è un filosofo estremamente, adatto per le popolazioni più colte, un filosofo estremamente difficile anche da comprendere, che pone la sua attenzione sul fatto che è vero che le cose cambiano, ma è vero che le cose restano. Se è vero che le cose cambiano, è altrettanto vero che le cose restano. Anzi, Parmenide dice: forse è più vero che le cose restano piuttosto che cambino, perché è vero, poi la realtà ha tante fasi, tanti momenti, però poi in fondo qualcosa resta. E che cos'è quello che resta? È l'essere. Ecco, Parmenide introduce nella filosofia un concetto fondamentale, come esattamente Eraclito aveva introdotto nella filosofia il concetto di logos, così Parmenide introduce nella filosofia il concetto di essere. Einai. L'essere è ciò che è. E Parmenide è molto chiaro, dice: l'essere è, il non essere non è. Cosa vuol dire? Che dell'essere si può parlare, del non essere no. E quindi, quando noi parliamo del non essere, in realtà parliamo di qualcosa che c'è, perché il non essere è qualcosa di inimmaginabile, è qualcosa di impronunciabile, è qualcosa di inimcasellabile, è qualcosa di improtocollabile. L'essere invece è quello che c'è. Tutto quello che noi abbiamo attorno è essere. Noi siamo essere. Ogni cosa ha il suo essere. Ogni realtà ha il suo essere. L'essere è ciò che determina la forza, la potenza della storia. L'essere è l'arché da cui deriva tutto. Ecco, Eraclito aveva posto nella contraddizione, nella guerra, l'origine di tutto. Parmenide dice no. L'origine di tutto sta nel fatto che le cose ci sono. Sono, più che ci sono. La realtà è. E non si può fuggire dal fatto che la realtà è. C'è una forte dicotomia tra l'essere e il non essere. Non si ammettono stadi intermedi. La filosofia parmenidea è una filosofia molto precisa, molto radicale, molto capace di segnare una cesura rispetto al passato e di dire: se l'uomo vuole partire per trovare una risposta alla sua vita, deve partire dal fatto che le cose sono, che la realtà è, che la vita è. E a partire da questo Parmenide farà la sua strada e la sua storia. Lo vedremo qui, nelle prossime puntate.